Le locali del Mechanic System Paese in maglia blu con bande bianche, allenate da Virgilio Vallerini ed Enrico Cremasco, schierano l'alzatrice Anna La Fisca, l'opposto Elisabetta Filippetto, il capitano Alessia Segalina e Pamela Spresian schiacciatrici, Elisa Scantamburlo e Giulia Durighel centrali, Serena Pestrin libero. Le ospiti dell'Union Volley Jesolo in divisa nera, guidate da Cristiano Pavoncelli e Denis Franzo, schierano Beatrice Polesella alzatrice, Elisa Muzzupappa opposto, il capitano Ilenia Bars ed Elisa Costantini schiacciatrici, Maria Elena Montagnier e Marta Dei Rossi centrali, Alessia Manprin libero. In apertura cambi palla regolari e qualche errore in attacco da ambo le parti. Filippetto e Spresian trovano una buona continuità eludendo il muro veneziano e spingendo il paese sul 12-8. Jesolo risponde con Ilenia Bars a segno da posto 4, ma le trevigiane ricevono e attaccano con efficacia grazie all'ispirata Pamela Spresian, mantenendo il vantaggio di 3-4 punti. Coach Pavoncelli fa entrare l'opposto Benedetta Carnio per la Muzzupappa. Basta un leggero calo in ricezione e qualche errore in difesa del Mechanic System per rilanciare le giovani jesolane che prendono fiducia, migliorano a muro azzerando il gap sul 18 pari. Virgilio Vallerini cambia alzatrice, Giulia Piva subentra ad Anna La Fisca. Sostenute dagli efficaci interventi in difesa del libero Pestrin e dalle positive conclusioni di Filippetto e Spresian, le locali tengono il passo, ma alcuni errori di troppo in battuta e qualche ingenuità gratuita in difesa non consentono di allungare. Si prosegue col punto a punto fino ai vantaggi. Jesolo colpisce con Bars e Carnio, la Segalina annulla il primo set point, ma un attacco contro l'asta della Spresiana e la ricezione errata della Segalina chiudono la frazione sul 27-25 per le veneziane. Le ospiti ripartono con buon piglio, forzando il servizio e venendo subito ripagate da una serie di gravi svarioni della ricezione trevigiana, in evidente difficoltà. Il paese non riesce a costruire azioni offensive, subendo passivamente gli attacchi di Bars e compagne che proiettano Jesolo sul 9-3. Molto utile per le giovani veneziane risulta l'apporto delle centrali Dei Rossi e Montagnier, ben assistite dalle precise alzate della talentuosa Beatrice Polesel, 17 anni appena compiuti. Coach Vallerini inserisce Sabrina Feltrin per Alessia Segalina e l'alzatrice Giulia Piva per Anna La Fisca. Le bianco-blu dimezzano il passivo sull'11-8, ma continuano a ricevere male lasciando via libera alle azioni jesolane con la Montagnier, che mura 2 attacchi di Feltrin e Scantamburlo, facendo volare le ospiti sul 18-10. Le ragazze di casa si spengono, mentre le tuttonere imperversano con l'opposto Carnio e con la banda Costantini, incrementano il vantaggio sul 23-12, conquistando agevolmente il secondo set per 25-13. Nel paese la Feltrin dà il cambio alla Spresian. Le bianco-blu non si arrendono, cercando di contrastare gli attacchi veneziani di Bars e Costantini. Il terzo parziale vede subito le ospiti prendere 2-3 lunghezze di vantaggio, complici le troppe indecisioni in seconda linea e l'inefficacia delle conclusioni delle trevigiane. Non forziamo le cose, non facciamo per forza chiudere per forza il primo colpo. Dai, loro lottano su ogni palla, noi invece lottiamo una volta ogni tanto. È questo che ci manca. La fragilità in ricezione e la discontinuità in attacco impediscono al paese di restare in partita. Jesolo difende e contrattacca con la Costantini, poi trova altri punti diretti in battuta bersagliando la Segalina, che viene sostituita dalla Spresian. Le tuttonere prendono il largo sul 15-8, poi allungano sul 20-11 grazie alle schiacciate micidiali di Ilenia Bars e dell'incontenibile Elisa Costantini, la migliore in campo. Un improvviso rilassamento in attacco di Jesolo riaccende le speranze del paese, che si avvicina sul 22-18. Cristiano Pavoncelli dà fiducia alla giovane Ilaria Giacomel, inserendola al posto dell'ottima Costantini. La Spresian colpisce ancora, ma è troppo tardi per salvare il match. Il primo tempo imprendibile di Marta Dei Rossi dà a Jesolo il punto del 25-21 e la vittoria. È stata all'inizio combattuta, dopo loro sia nel secondo che nel terzo set hanno mollato un po' e noi abbiamo preso la palla al balzo, siamo andate via tranquille, contente e sicure delle nostre possibilità. Il girone dell'andata sta concludendo, quindi noi dopo le sconfitte dell'inizio stiamo cominciando ad ingranare e capire come funziona e in quanto squadra giovane cominciamo anche a toglierci le nostre soddisfazioni. In questo momento il livello di forma è abbastanza buono, anche perché sapevamo che queste sono partite importanti e quindi volevamo arrivare bene sulle gambe. E il livello mentale soprattutto è buono, abbiamo imparato a soffrire, a stare in campo, a cercare di
di tenere duro in tutti i modi. Poi ci sono cose da migliorare, tecniche, tattiche e anche a volte aspetti caratteriali, però diciamo che la strada è quella giusta. 9 punti in 3 partite direi che è un bel viatico per tutto il resto del campionato. Noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, a volte magari il punteggio non l'ha dimostrato, però la forza e la grinta, diciamo, che in alcuni momenti abbiamo dimostrato, vogliamo farla vedere sempre in tutti i set e cercare di arrivare così alla vittoria. La partita non è ancora persa, il campionato è ancora tutto un girone di ritorno nella quale possiamo rifarci, noi siamo speranzose, siamo fiduciose. Ogni partita persa ci insegna sempre qualcosa di più, abbiamo sempre dei punti da migliorare, ce ne rendiamo conto di volta in volta e quindi puntiamo soprattutto sul ritorno per far vedere ai nostri avversari che anche noi abbiamo delle capacità e che possiamo farcela nonostante queste partite ci stanno comunque segnando moralmente oltre che nella posizione della classifica. Stiamo lavorando tanto in palestra, come al solito viene trasmesso solo il 20-25% di quello che viene fatto. Io spero che arriviamo al 50-60% e che possiamo dire la nostra, anche perché questa situazione non mi piace e so che ho un gruppo di ragazze volontariose che non si tirano indietro, almeno per alcuni frangenti della partita me l'hanno dimostrato. Finalmente ho recuperato 2 o 3 giocatrici e per stasera per la prima volta e per alcuni sprazzi della partita le ho avute, diciamo, a buon ritmo di gara. Speriamo che con questa sosta, che mi avvantaggia sinceramente, arriviamo al Giro di Boa con una squadra ben più in forma di come è messa adesso.